Ciao a tutti carissimi amici, ben ritrovati sul canale YouTube dell'Ace Make Diary. Nel video di oggi andremo a analizzare come eseguire questa piccola decorazione da inserire nei vostri lavori. È davvero molto semplice, il numero di coppie è sempre uguale come nei video precedenti. Ora andremo a lavorare a puntotela le prime paia per arrivare al paio centrale dove inizieremo la lavorazione. Quindi con il portante comincio a lavorare 5 paia. Questo è il paio centrale, quindi lavoriamo questo paio, il portante lo lascio momentaneamente, ritorno indietro con questa coppia verticale. In questo modo ho creato due portanti in modo da poter lavorare il motivo. Lavoro 3 coppie a puntotela. Lavoro anche la quarta coppia a puntotela e lascio momentaneamente questa lavorazione. Quindi in sostanza ho un verticale che mi scende, il portante con cui lavorerò la parte destra e ovviamente anche questo portante che andrà ad eseguire il motivo. Rivediamo, ho preso un verticale che è quello centrale e l'ho utilizzato come portante per lavorare una nuova riga verso sinistra. Adesso ho lavorato il piede, lavoro praticamente 4 coppie a puntotela in questo modo. Questa lavorazione viene lasciata momentaneamente, possiamo anche mettere uno spillo e abbiamo una coppia verticale che deve rimanere tale, deve rimanere da sola. Prendo il portante e continuo a lavorare la parte destra. A questo punto dobbiamo lavorare la barretta perché vedete che siamo arrivati in corrispondenza della barretta. Lavoro anche qua 4 coppie verticali, lasciando ovviamente una coppia verticale e poi ovviamente abbiamo il nostro portante. Dunque, che cosa facciamo? A questo punto possiamo iniziare il motivo. Quindi attorcigliamo 2 volte entrambe le coppie verticali ed eseguiamo un puntotela. Prendiamo il primo portante di sinistra, lo attorcigliamo 2 volte ed eseguiamo un puntotela e ci fermiamo.
Ritorniamo sulla destra e attrocigliamo 2 volte il portante ed eseguiamo e lavoriamo a puntotela la coppia appunto del motivo. Arrivati abbiamo praticamente 2 coppie centrali che corrispondono ai portanti, e queste le andiamo a lavorare a puntotela in questo modo. Rivediamo. Dunque, ho queste coppie verticali che andranno a lavorare il motivo, quindi 2 attrocigliate su queste coppie e puntotela, e lasciamo momentaneamente. Ritorniamo sulla sinistra e prendiamo il portante, lo attrocigliamo 2 volte e lavoriamo questa coppia a puntotela e lasciamo momentaneamente. A questo punto riprendiamo il portante da destra, lo attrocigliamo 2 volte come fatto e lavoriamo a puntotela il paio. A questo punto abbiamo i 2 portanti e che cosa facciamo? Facciamo un puntotela. Per stringere e aiutarci a stringere un po' questa lavorazione usiamo uno spillo, quindi mettiamo lo spillo in questo modo, tiriamo bene le paia in modo da stringere bene i passaggi, e quindi cosa facciamo? Abbiamo 2 coppie verticali. A questo punto prendiamo la prima interna che sta a sinistra, ovvero questa, che è uno dei portanti ovviamente. Lavoriamo a puntotela la coppia di sinistra, lasciamo momentaneamente questa lavorazione, attorcigliamo 2 volte e ritorniamo a lavorare le coppie a puntotela della bisetta. In questo modo lavoriamo le 4 coppie a puntotela, eseguiamo il piede e dopodiché lasciamo momentaneamente questa lavorazione. Come possiamo vedere, alla sinistra dello spillo abbiamo una coppia sola, a destra dello spillo ne abbiamo 2. Quella più interna esegue la stessa operazione, ovvero quella più interna, questa, lavora a puntotela con la successiva coppia verticale. Attorciglio 2 volte questa coppia che è diventata il mio nuovo portante e proseguo a lavorare a puntotela. Eseguo il piede e lascio momentaneamente questa lavorazione. Ora ritorniamo al centro. Quindi tolgo lo spillo momentaneo che avevo inserito e quindi cosa devo fare? Devo eseguire un puntotela su queste 2 coppie perché abbiamo un incrocio aperto e dobbiamo chiuderlo. Quindi eseguo un puntotela. Come possiamo vedere, il motivo si è creato. A questo punto attorciglio 2 volte queste coppie in modo da essere speculare con quello fatto in precedenza. E ora possiamo continuare la lavorazione, quindi riprendiamo la parte di destra, riprendo bene le coppie, le tiro in modo da avere una lavorazione pulita, prendo il portante e lavoro queste coppie a puntotela. In questo modo. A questo punto cosa faccio? Senza attorcigliare il portante lavoro la prima coppia a puntotela e lascio la lavorazione. A questo punto faccio la stessa operazione dall'altra parte, quindi riprendo il portante, lavoro le 4 coppie a puntotela
in questo modo. Lavoro a puntotela anche la coppia di questo piccolo ragnetto. A questo punto dobbiamo incrociare i due portanti, quindi eseguiamo un puntotela tra queste coppie, mettiamo uno spillino per fare in modo che la lavorazione continui e il tutto sia in tensione, e a questo punto devo scegliere un verso di lavorazione. A questo punto possiamo scegliere di lavorare verso sinistra o verso destra. Io scelgo di lavorare verso destra perché? Perché io questo motivo l'ho iniziato prendendo la coppia verticale e andando a lavorare verso sinistra. In questo punto devo eseguire la stessa operazione e quindi anziché andare verso sinistra vado verso destra, in modo da completare e mantenere la lavorazione e la tela orizzontale. Quindi prendo questo paio e continuo a lavorare verso destra. Tutto dipende, diciamo, anche dall'altezza degli spilli, perché ovviamente questo spillo è leggermente più basso rispetto a questo e ovviamente anche questo determina diciamo, la mia scelta nel lavorare la parte destra. Continuiamo a lavorare tutte le coppie senza distinzione. Lavoriamo anche questa. Lo spillo poi lo possiamo togliere successivamente, non è un problema. Ora eseguiamo un altro paio di giri in modo da distanziare bene questa lavorazione. Possiamo anche togliere lo spillo in modo da continuare a lavorare. Ricordatevi di tirare sempre bene le paia quando lavoriamo in modo da stringere bene la lavorazione.
eseguo l'ultimo giro in modo così da poter iniziare poi un altro di questi motivi. A questo punto posso ricominciare la stessa lavorazione fatta in precedenza, come vi ho appena mostrato. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia interessato, vi abbia fatto scoprire una nuova lavorazione da poter inserire nei vostri lavori. Se non lo siete ancora, iscrivetevi e a presto sul canale YouTube dell'Ace Make a Diary.